Saranno in 100 tra poliziotti, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, protezione civile 118 a vigilare sul Botillon Veneto, il grande raduno alcolico nato su Facebook, che solo questa mattina aveva 9.500 iscrizioni online di altrettanti giovani che domani sera, 25 maggio, si ritroveranno in Prato della Valle per brindare in compagnia. L'idea è quella di evitare la vendita abusiva di alcol e di ridurre il numero di coma etilici che in manifestazioni di questo genere si verificano soprattutto con la combinazione dell'AFA di questi giorni. Difficile per le forze dell'ordine arrivare agli organizzatori, visto che il server da cui è partito l'invito di massa si trova all'estero e per bloccarlo servirebbe una rogatoria internazionale con le lungaggini relative. Organizzatori che naturalmente non hanno chiesto le autorizzazioni e l'assistenza necessaria per una manifestazione del genere. E così, non potendo evitare la festa, le forze dell'ordine controlleranno a tappeto le persone anche con l'ausilio di un gran numero di etilometri, cercando di contenere gli effetti di un raduno alcolico del genere, nato in Spagna e basato sul passaparola come serata alternativa, libera, auto-organizzata e senza vincoli. Andiamo in piazza anche noi per controllarla, non certamente per colpire i giovani che intendono parteciparvi, ma proprio perché preoccupati della loro incolumità e della loro salute vogliamo colpire chi da questa manifestazione trarre vantaggio e quindi lucra. Ecco, i giovani che arriveranno in Prato della Valle, il primo consiglio è di non arrivarci e di desistere dal partecipare a questa manifestazione che potrebbe essere molto pericolosa per la loro incolumità. Quelli che invece si troveranno in Prato della Valle di fare molta attenzione perché in questi ultimi mesi i casi di coma etilico si sono moltiplicati e gli effetti sull'organismo sappiamo essere devastanti.